in ogni modo, l'ha dichiarato il prefetto sull'episodio che ha visto l'acqua della laguna colorata di verde fluo. Non è nuova la colorazione di verde del Canal Grande. 55 anni fa durante la Biennale lo fece l'artista argentino Nicolás García Uriburu nel corso di una performance non autorizzata. Un weekend a Venezia è costato caro a 2 famiglie del Molise che sono state derubate subendo danni al furgoncino parcheggiato al Tronchetto. Il mio obiettivo è dare piena attuazione al codice Vassalli. Ospite di un convegno oggi a Treviso il ministro Carlo Nordio è tornato sui temi della giustizia. Un bonus per permettere ai residenti di dotare le loro abitazioni di telecamere o sistemi di allarme, l'iniziativa allo studio del comune di Mira. Turismo e cultura come opportunità di lavoro, secondo i dati diffusi da Unioncamere Venezia, la 4ª città in Italia per numero di assunzioni nel settore. Dopo la Vogalonga disputatesi ieri, Venezia si prepara a ospitare il palio delle 4 repubbliche marinare. La novità di quest'anno è l'ingresso della presenza femminile. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi, ve lo avete sentito, la bellezza di Venezia va tutelata in ogni modo, l'ha dichiarato il prefetto di Bari all'indomani dell'episodio che ha visto l'acqua della laguna colorarsi di verde fluo. Questa mattina a Venezia la situazione è tornata alla normalità. La laguna qui nella zona di Rialto non è più verde fluorescente come invece appariva ieri pomeriggio. In attesa dell'esito delle nuove analisi dei tecnici ARPAV, dopo quelle già effettuate ieri pomeriggio sui campioni prelevati nelle acque del Canal Grande divenute verde fluo, questa mattina il prefetto ha convocato un tavolo tecnico con le forze dell'ordine, ARPAV e i vigili del fuoco. La riunione di stamattina è servita soprattutto a fare il punto della situazione e innanzitutto a creare un dispositivo che io ritengo che debba essere straordinario per una attività di prevenzione efficace. Ieri c'è stata una risposta corale da parte delle istituzioni, tempestiva, generosa, efficace, intelligente. Oggi però dobbiamo guardare oltre, perché l'attività di prevenzione è un'attività che mira proprio ad evitare che possano accadere anche eventuali atti emulativi. Ciò è stato oggetto della riunione odierna e, ripeto, questo dispositivo che stiamo creando deve rispondere a una esigenza, cioè tutelare in via straordinaria la bellezza di Venezia. Intanto il o i responsabili non sono ancora stati individuati e non c'è alcuna rivendicazione. L'attività dal punto di vista dell'individuazione dei responsabili sta andando avanti perché sta operando la polizia locale di Venezia, però ripeto, il tavolo prefettizio guarda oltre, nel senso che mira proprio ad rendere sempre più efficace l'attività di prevenzione. Coinvolgendo tutte le forze in campo, le stesse presenti al tavolo in prefettura, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Non è nuova la colorazione di verde del Canal Grande. 55 anni fa a farlo durante la Biennale era stato l'artista argentino Nicolás García Uriburu nel corso di una performance non autorizzata. Era salito in gondola con dei secchi che aveva vuotato nelle acque del Canal Grande. All'interno un pigmento, la fluoresceina sodica, con tanto di documentazione per garantirne l'assenza di tossicità per il delicato habitat lagunare. Era il 19 giugno 1968, 55 anni fa, quando Nicolás García Uriburu, artista argentino, esponente della land art, realizzò questa performance non autorizzata mentre era in corso la 34esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia. Queste immagini dell'epoca sono tratte dal sito del Ministerio de Cultura della Nación argentino. Acque fluorescenti per portare alla ribalta internazionale l'urgenza della questione climatica. Questo è l'intento di Nicolás García Uriburu, che dopo Venezia applicò il trattamento varie volte a Parigi nel 1972, nelle fontane del Trocadero e poi nelle acque dell'East River a New York e del Tamigi a Londra, tra gli altri. Nicolás García Uriburu è morto nel 2016, ma il ricordo della performance sessantottina potrebbe aver ispirato l'ignota mano che ha agito domenica a Venezia.
E dall'ARPAV nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma che la sostanza diffusa domenica nelle acque del Canal Grande è fluoresceina. Gli esiti delle analisi ecotossicologiche non hanno mostrato presenza di tossicità nei campioni prelevati. Anche nella mattinata odierna il completamento degli esami con l'emissione dei rapporti di prova è previsto nei prossimi giorni. Stop carta bianca ai borseggiatori è la scritta comparsa su uno striscione esposto dai cittadini non distratti ieri sul ponte di Rialto. Gli attivisti protestano contro la riforma Cartabia che negli ultimi mesi avrebbe causato un'impennata della presenza di borseggiatori in tutto il territorio veneziano. L'associazione si smarca da ogni responsabilità circa la chiazza verde fluorescente che nella stessa mattinata ha colorato una porzione d'acqua del Canal Grande. Come associazione abbiamo solo fatto l'esposizione dello striscione in forma di protesta, spiegano, ma per quanto riguarda ciò che è successo sul colore dell'acqua siamo estranei per rispetto della città e dei suoi monumenti, aggiungono i cittadini non distratti. Lo striscione non è stato ancora ancorato da alcuna struttura ma tenuto sospeso a mano dai volontari. Un weekend a Venezia è costato caro a 2 famiglie del Molise che sono state derubate subendo danni al loro furgoncino. Partite dal Molise con un furgoncino per trascorrere un weekend a Venezia, 2 famiglie composte da 4 adulti e 3 bambini hanno ritrovato il loro furgone con i vetri in frantumi e diverse cose rubate dall'interno. Cellulari, tablet, zaino con libri scolastici, vestiti e giochi. Sabato mattina avevano parcheggiato al tronchetto pagando 25 euro, ma al loro ritorno nel primo pomeriggio l'amara sorpresa. Per 2 ore le famiglie sono state costrette a stare sotto il sole a ripulire il furgoncino dai frammenti di vetro e riparare alla meglio la portiera distrutta, con buste di plastica e cartone fornite dal personale del parcheggio, per riuscire a fare rientro a casa. Non hanno fatto denuncia per il poco tempo a disposizione e di certo non avranno portato a casa un buon ricordo della loro gita. Ospite di un convegno oggi a Treviso, il ministro Carlo Nordio è tornato sui temi della giustizia. Il mio obiettivo, ha detto, è dare piena attuazione al codice Vassalli, nessuna preclusione invece per un tribunale della Pedemontana. Giuliano Vassalli, medaglia d'argento della Resistenza, aveva ideato un codice accusatorio che però è rimasto a metà e per l'altra metà è stato demolito dalla Corte Costituzionale e dagli interventi del legislatore che lo hanno riportato a un livello quasi del vecchio codice Rocco mussoliniano. Bene, il mio intendimento fondamentale sarebbe quello di dare, ripeto, attuazione a quella che è una creatura, cioè un codice accusatorio liberale voluta niente meno che uno dei padri fondatori della Repubblica, ripeto, eroe della Resistenza. Mentre Giorgia Meloni punta sul presidenzialismo e l'ala leghista sull'autonomia, per il guardasigilli trevigiano Carlo Nordio la vera scommessa è dare piena attuazione al codice di procedura penale. Una riforma del codice presuppone un tempo più lungo di alcune riforme invece più immediate che cercheremo di adottare in termini molto brevi e di cui in parte avete già parlato sui giornali, anche se ovviamente sarebbe improprio oggi pronunciarsi sul merito, che però vanno ovviamente in senso garantista. A Treviso, per un convegno promosso dal Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova, Nordio parla anche dell'ipotesi di un nuovo tribunale della Pedemontana a servizio dell'area bassanese e di parte della Marca occidentale. Noi abbiamo già detto alle Camere che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie è oggetto di uno studio molto attento che tenga conto di tutti i fattori favorevoli e contrari. In questo momento non abbiamo ovviamente nessuna decisione, stiamo ascoltando tutte le voci per trarre alla fine delle conclusioni, non abbiamo nessuna preclusione né in un senso o nell'altro. Un bonus per permettere ai residenti di dotare la loro abitazione di telecamere o sistemi di allarme. L'iniziativa è allo studio del Comune di Mira. Antifurti, sistemi d'allarme, telecamere, le misure di sicurezza passive sono ottimi deterrenti contro l'odioso fenomeno dei furti in abitazione. A Mira il Comune sta pensando di mettere a disposizione dei cittadini un bonus per sostenerne le spese d'acquisto. Sarà un bonus rivolto a quelle persone, ovviamente non le persone ricche, ma chi
dalla fascia media in giù fa fatica, per così dire, a poterselo permettere, vorrà installarsi un sistema per la sicurezza domestica. Noi ovviamente partiremo prima con una proposta sperimentale, anche per capire che tipo di risposta c'è. Noi di solito con i progetti pilota investiamo tra i 5 e i 10.000 euro. La misura potrebbe essere operativa dal prossimo autunno. Nel frattempo continuano gli incontri sul territorio promossi dall'amministrazione comunale in collaborazione con i carabinieri per prevenire il fenomeno delle truffe a danno degli anziani. Sul fronte furti i dati restano stabili, precisa l'amministrazione. Infatti dicono che la situazione, almeno dello scorso inverno, è piuttosto, non desta particolari preoccupazioni, però sappiamo anche che è sempre necessario tenere alta la guardia. A Mira abbiamo anche oltre 1.000 volontari della sicurezza che partecipano ai gruppi di controllo di vicinato, quindi il tema c'è e va supportato. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo a San Donà. Hanno lanciato una petizione online perché vengano chiusi i manicomi dei bambini, genitori che si sono dati appuntamenti nel comune. Liberiamo i bambini! Liberiamo i bambini! Due mamme tenaci, una di San Donà di Piave e l'altra di Bassano, con accanto papà e nonni, hanno gridato la loro frustrazione e denunciato quelli che ritengono veri e propri abusi nei confronti di bambini, che hanno portato a sottrazioni ingiuste dalle famiglie con minori sottoposti a cure psichiatriche. Da qui il lancio di una petizione online rivolta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Presidente del Veneto Luca Zaia e al Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza. L'obiettivo è quello di portare a revisione tutti i casi di allontanamento dalle famiglie avvenuti nella regione e di chiedere ispezioni nelle strutture di accoglienza anche a sorpresa. Con il fine settimana del 2 giugno, che per i turisti di lingua tedesca coincide con il via delle festività di Pentecoste, si apre la stagione estiva. Sul litorale, nei campeggi di Cavallino Tre Porti, si va verso il tutto esaurito. Meteo permettendo, sarà un ponte del 2 giugno da incorniciare sul litorale, con buone attese anche per le presenze da Austria e Germania tra i turisti più affezionati alle spiagge venete, in movimento per le festività di Pentecoste. Come da previsioni, gli arrivi già iniziano nei campeggi di Cavallino Tre Porti, si va verso il tutto esaurito. È una festività che riguarda soprattutto i cittadini tedeschi, in particolar modo in questo momento la maggior parte sono originari dal sud della Germania. I campeggi in questo momento hanno un'occupazione di circa il 90%, quindi quasi il tutto esaurito, proprio come da previsione. 65.000 i posti a disposizione in una delle aree camping meglio organizzate di tutta Europa, con turisti che si fermeranno nelle prime settimane di giugno dai 6 ai 9 giorni. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'estate 2023 parte con il piede giusto. A Cavallino Tre Porti a premiare i turisti affezionati ci pensa l'amministrazione comunale. Abbiamo un indice di affezione altissimo, tant'è che proprio l'amministrazione comunale ha indetto questo premio che si chiama Ambasciatore del Turismo, dove si premiano persone, famiglie che tornano da 20, 30, 40 anni proprio sempre nelle stesse strutture, comunque a Cavallino Tre Porti. Turismo e cultura come opportunità di lavoro. Venezia è la quarta città in Italia per numero di assunzioni nel settore, secondo i dati diffusi da Unioncamere per il 2022. 25.000 assunzioni solo nel 2022 a fronte di 3.720 imprese turistiche a vocazione culturale. Venezia è la quarta città italiana, dietro a Roma, Milano e Napoli, per i flussi in positivo nel settore turistico-culturale, secondo i dati diffusi da Unioncamere e ANPAL in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Tagliacarne. Venezia, città unica al mondo, ha saputo creare molteplici iniziative che culminano in eventi pronti ad attirare l'appassionato, ma anche il grande pubblico. Il settore rappresenta quindi un'occasione, anche se 4 professionisti su 10 restano difficili da reperire, soprattutto nel settore turismo, dove si arriva al 50% di professionisti mancanti all'appello.
Dopo la Vogalonga disputatasi ieri, Venezia si prepara ad ospitare il palio delle 4 repubbliche marinare. La novità di quest'anno è l'ingresso della presenza femminile. Venezia è pronta a celebrare le rivalità e le imprese delle 4 repubbliche marinare italiane insieme ad Amalfi, Genova e Pisa. Con la 68esima manifestazione sportiva istituita nel 1955 e che quest'anno torna a disputarsi proprio in laguna. Doppio appuntamento venerdì 2 e sabato 3 giugno, quando gli equipaggi femminili e maschili delle 4 città scenderanno in acqua. Venerdì ci sarà il corteo che partirà da Piazza San Marco e raggiungerà l'Arsenale, dopodiché proprio all'Arsenale, ospitati dal Salone Nautico, dietro alle mura da parte della Laguna Nord, ci sarà la partenza della regata femminile. L'ingresso delle donne è stato fortemente voluto. A precedere la regata, come da tradizione, lo sfarzoso corteo storico. Da Piazza San Marco lungo Riva degli Schiavoni fino all'Arsenale sfileranno i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi. La Serenissima sarà rappresentata dalla regina Caterina Cornaro, colei che donò Cipro alla Repubblica di Venezia e ritornò in patria come figlia prediletta di Venezia. L'Armo veneziano quest'anno porterà, oltre al Leone di San Marco, anche proprio l'effigie del Salone Nautico di Venezia. La manifestazione infatti è inserita nel calendario di eventi del Salone Nautico, dove avverrà la premiazione degli equipaggi femminili misti e la cerimonia di presentazione degli equipaggi maschili. Viva San Marco e Forza Venezia! L'Associazione Sportiva Veterani Serenissima ha festeggiato gli 80 anni di un altro suo atleta, Giovanni Battista Piasentini. Sentiamo la sua storia. Il calcio è una passione senza età e Giovanni Battista Piasentini può raccontarlo bene. Anche dopo aver festeggiato gli 80 anni continua ogni settimana a giocare a calcio in porta con grinta ed entusiasmo e la passione di un bambino. Fa parte dell'Associazione Sportiva Veterani Serenissima e ogni settimana gioca la partita al campo sportivo Jacopo Reggio del Lido di Venezia, punto di ritrovo della squadra. Oltre al calcio, l'altra sua grande passione è la montagna. Da 40 anni ininterrottamente presidente dell'Associazione Giovane Montagna di Venezia, di cui ha ricoperto anche un'importante carica nazionale. 80 anni sono passati velocemente, ma nella mia vita è stata molto intensa. Poi mi sono dato all'alpinismo, in cui ho fatto le vette dal Cervino al Bianco. Gioco in maniera entusiastica, cerco di dare al massimo. Un'associazione che è valida, che dà la possibilità ai sportivi, alla gente del Lido di riunirsi, di amarsi e di giocare, sempre con quell'entusiasmo e con quella voglia di volersi bene. Ecco, questo è il calcio, questa è l'associazione a cui appartengo, mi sento fiero. Partita e premiazione con medaglia per Piasentini, consegnata dal presidente del club Medeo Noguera, che ha ricordato come l'obiettivo della società sia proprio quello di unire generazioni diverse di ogni età attraverso la passione per lo sport, il calcio in particolare. La nostra squadra, la nostra compagine riunisce un mix senza fare distinzioni, giovani, meno giovani, e proprio indipendentemente dall'età c'è chi insegna all'altro i valori della vita. Era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Fa fatica ad imporsi l'anticiclone. Il tempo sarà buono, ma non mancherà una locale instabilità. Vediamo il dettaglio di martedì 30 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Poi nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montane, dove la probabilità di precipitazioni sarà in aumento, come detto nel corso del pomeriggio. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane saranno possibili locali temporali sui rilievi, altrove prevarrà il sereno.
Temperature minime comprese tra 16 e 18 gradi, massime sui 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ampi spazi soleggiati al mattino, a seguire annuvolamenti e rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.